Ciao a tutti ragazzi, bentornati a 101 Storie Zen. La storia di stasera si intitola Proporzione perfetta. Senno Rikyu, un maestro di rituale del tè, voleva appendere un cestino di fiori su una colonna. Chiese così l'aiuto di un falegname e lo guidò nel lavoro dicendogli di spostare il cestino un po' più su o un po' più in giù, più a destra o più a sinistra, finché non ebbe trovato il punto giusto. Così va bene, disse finalmente Senno Rikyu. Il falegname, per mettere però alla prova il maestro, segnò il punto e poi fece finta di averlo dimenticato. Era quello il punto giusto? Forse era qui oppure era qua? Continuava a domandare il falegname, indicando sempre diversi punti della colonna. Ma il maestro di rituale del tè aveva un così perfetto senso delle proporzioni che approvò soltanto quando il falegname tornò a indicare esattamente il punto scelto da prima. È una storia bella e parla di come coltivare una certa passione o un certo ambito, in questo caso la cerimonia del tè, ti arricchisca. Quindi la dedizione di una vita a un certo cammino, a un certo percorso, marziale o no, non importa, dà i suoi frutti nel momento in cui lo riesci ad applicare a qualcos'altro. Il maestro di cerimonia del tè non era bravo nella cerimonia del tè e basta. Anzi, ha usato quello che ha imparato da una proporzione perfetta per la cerimonia del tè, in cui si dosano ingredienti, si posizionano a delle certe distanze gli oggetti, cioè è proprio un modo di fare la cerimonia del tè e un modo di servire e di mescolare i giusti ingredienti alla temperatura giusta l'acqua, è proprio una sorta di cerimonia e momento molto equilibrato, molto complesso, dove anche alcuni fattori possono giocare dei ruoli anche pericolosi, l'acqua che non è portata a una certa temperatura giusta, proporzioni come dicevo prima. Ma qual è il bello, ripeto? Che da un ambito so spaziare ad un altro. Ecco che la disciplina che ho studiato mi ha dato valore, ma lo ha dato alla mia mente, al mio modo di ragionare, al mio modo di pensare, che non si limita a quella piccola fetta, a quella piccola parte, ma si unisce al tutto, si unisce alla vita quotidiana, eccetera. E attenzione, è pieno di falegnami nelle nostre giornate, è pieno di persone che cercano di metterci in difficoltà, di vedere se abbiamo capito o di capire se sappiamo davvero quello che andiamo dicendo o che andiamo facendo. Ecco, il discorso è questo. Sarete veramente padroni di andare al di là della tecnica solo ed esclusivamente quando la tecnica l'avrete dimenticata, dove potrete usare i principi di una cosa per qualcos'altro. E questo è un'idea di judo e di aikido fuori del tatami, è un'idea di lettura nella mente e della mente di tecniche, ma che non si fanno in materassina, che si fanno nelle relazioni, che si scambiano durante quelle che possono essere le comunicazioni con delle persone, nell'ambito della vita, del lavoro. Ecco, l'idea è questa. Quindi dedicatevi alle passioni e fatevi arricchire nel modo di pensare per poi esportarle in altri ambiti, come fosse una sorta di momento di crescita dove da una disciplina in realtà ne stiamo coltivando tante. Ecco, l'idea dovrebbe essere questa, come ampliamento delle conoscenze, perché faccio bene una cosa, la studio tanto, mi ci dedico, sto tanto sui fondamentali e da lì riesco a superarmi non perché ho fatto qualcosa di straordinario, ma perché ho capito che i fondamentali ci sono dappertutto e se li applico posso ottenere dei grandi risultati e dei veri grandi risultati. Ecco, questa storia mi è particolarmente piaciuta, soprattutto perché alla fine questo maestro, nonostante fosse messo in difficoltà da questo falegname, di fatto ritrova l'esatto punto, l'esatta simmetria perfetta
come se tutto quello che fosse stato il suo passato, da cerimonia del tè, da proporzioni perfette, eh, sia tornato non solo utile a quell'ambito, ma gli abbia aperto un mondo. Detto questo, ho finito, noi ci aggiorniamo alla prossima storia zen. Ciao ciao!